Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che è dedicato a voi, che ormai siete in più di 100, cosa che mi fa molto piacere e vi ringrazio. Oggi mi trovo sul Monte Baldo, sono salito dalla località proalpesina a piedi per 400 metri di dislivello e ora andrò a prendere il sentiero 651 che mi porterà verso cima Val Dritta, la più alta del Monte Baldo appunto. Una volta arrivato a cima Val Dritta vedrò se scendere verso il rifugio Telegrafo e poi prendere il sentiero 652 per poi farmi 2 ore di strada asfaltata per tornare alla macchina, o se farmi il sentiero a ritroso e tornare indietro per la stessa via dell'andata. Ora mangio una barretta, mi metto una felpa e poi partiamo. Buona visione! Già da qua possiamo vedere il lago di Garda, il ghiacciaio dell'Adamello là in fondo. Per farvi capire un po' il contesto, questo è il panorama alla mia sinistra andando verso sud e questa è la mia destra. Diciamo che non si resta delusi. Quella che avete appena visto è Cima Pozzette, la prima che si incontra sul sentiero 651 provenendo da nord. Ora proseguiamo per il sentiero fino a Cima Val Dritta.
Dietro di me è un deposito probabilmente della guerra e qui cima Val Dritta, la più alta del Monte Baldo, 2200 e qualcosa. Adesso andiamo a vederla, deve essere veramente una figata. Panorama superbo. Alla fine ho optato per scendere verso il rifugio Telegrafo, un'oretta da qua, scarsa, e poi prendere il sentiero 652 che mi riporterà alla strada asfaltata purtroppo. E vabbè, incamminiamoci. So che probabilmente non si sentirà niente, mi sono fermato qua al rifugio Telegrafo a bere una birretta e adesso salgo alla punta Telegrafo che è la fine del sentiero 651. Non so se si vede, ma quello è il sentiero che mi porterà giù fino a girare il monte. Finalmente sono uscito dai mughi, infatti la maggior parte della discesa nel sentiero 652 è quasi senza vegetazione e quindi soprattutto oggi c'è un caldo veramente pazzesco. Ora, come sentirete dalle macchine e dalle moto, sono quasi arrivato al bivio con la strada che per 7 km mi porterà fino alla macchina. E oggi ho fatto un totale di 1300 metri di dislivello partendo da Praalpesina, mentre se volete diminuirlo si può salire con la seggiovia da Malcesine e in quel caso sarebbero 850 metri di dislivello. La difficoltà di questo percorso non è tanto la quota ma la lunghezza, perché alla fine ora quando arriverò alla macchina saranno più o meno 20 km e è segnato anche dal CAI come percorso difficile, anche se di tratti un po' così ho visto solo il tratto attrezzato prima di Monte Val Dritta e che ho cercato di farvi vedere al meglio nel video, e per il resto l'ho trovato un sentiero normalissimo, ripeto, l'unica difficoltà era la lunghezza. Ora mi faccio gli ultimi metri di bosco qua con questi colori autunnali e poi la sfaticata dell'asfalto. Certo, se foste in più persone poteste usare 2 macchine, io sono da solo, quindi vabbè. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ciao!